Vedo che siete aumentati, benvenuti a tutti, a chi non ho salutato, grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questa serata, soprattutto a Roxello Babenco, in RL Rosanna Galvani di Art and Poetry, che ha voluto aderire a questa importante iniziativa e dandomi fiducia, che spero di meritare. L'evento sarà trasmesso in diretta da Pyramid Café TV e verranno effettuate riprese audio, video e fotografie, materiale che verrà poi selezionato, pubblicato e conservato negli archivi della Stanford University. Saluto anche chi ci sta seguendo dal web, nella diretta, dal sito di Pyramid Café TV, a cura dell'operatore Magic Flute, che è anche il creatore di questa streaming, di queste dirette streaming, e ci saluta qui nella chat pubblica. Ciao Magic. La scelta della land Vulcano non è un caso. Vulcano in Second Life è da sempre considerata non solo una comunità di creativi, ma anche il simbolo dell'uguaglianza, della collaborazione, della condivisione e quindi anche della solidarietà, se vogliamo. E non è un caso nemmeno che abbiamo posizionato questo palco proprio qui, davanti all'allestimento del grande progetto Nergy Dreams. Un progetto che è partito da Second Life, ma ha ottenuto e continua ad ottenere riscontri e successi nel mondo reale. E questo è motivo di grande soddisfazione e di sprone per chi, come noi, crede nella potenziale interazione tra il mondo reale e quello virtuale, a scopo informativo, sociale e didattico. Questa iniziativa internazionale 100,000 Poets for Change, 100.000 poeti per cambiare, è partita dall'americano Michael Rosenberg della Stanford University e ha coinvolto moltissimi poeti in 450 paesi del mondo, pensate. E adesso è il momento della nostra amica Nergy Ribba. Forse meglio conosciuta in real life come col suo vero nome, Carmen Auletta, reduce da tanti meritati successi in RL ma anche qui in SL, l'ultimo proprio lo scorso giovedì, il 21, con l'esordio del grande progetto di Art and Poetry, un'importante iniziativa che durerà 22 settimane, della quale Nergy è protagonista insieme a tantissimi artisti che hanno creato le loro opere ispirandosi proprio alle poesie di Carmen. Carmen scrive poesie in italiano e in napoletano, ma non solo. Sente forte l'impulso di tradurre in immagine i suoi pensieri poetici e pertanto completa con il pennello quello che ha iniziato con la penna. Da questo connubio sono nate le sue poesie dipinte. Voglio dire cosa rappresenta per me Carmen. Rappresenta il successo, inteso come vittoria personale, quello che si ottiene con una grande passione, tanto impegno, ma soprattutto con la forza interiore che solo le donne riescono a trovare, anche se non tutte, ma solo le donne, e specialmente nei momenti difficili. Le lascio la parola con una frase dello scrittore tedesco contemporaneo Hans Magnus Enzensberger. La televisione è puro terrorismo, la parola scompare e con la parola ogni possibilità di riflessione. Prego Carmen. Viola, io ti ringrazio per tutte queste belle parole che mi hai detto, però non le dovevi dire perché se mi commuovo già prima di dire la poesia stiamo a posto.
Grazie. Vabbè, detto questo volevo dire un'altra cosa. Volevo innanzitutto ringraziare Rosanna Galvani, in Second Life Roxello Babenco, la curatrice del Museo del Metaverso. E devo dire che io sono rimasta senza parole nel vedere come questa donna riesce a comprendere bene gli artisti. Io non credevo molto in questo progetto perché ho la tendenza un po' a sottovalutarmi, e invece lei ha sempre creduto in me, ma in tutte le cose che fa, e vedo che quello che fa ha sempre successo. Bene, chiusa questa parentesi, parliamo della televisione. Questa poesia io l'ho scritta in un gergo un po' infantile, perché mi sono messa nei panni di un bambino. Io sono stata sempre sensibile verso i problemi dei bambini, soprattutto nella società di oggi, nella famiglia moderna, perché la famiglia moderna purtroppo sente l'influsso negativo della televisione, di tutti i mezzi anche informatici che in questi ultimi tempi si stanno sempre più c'è sempre più aumento di tante cose che ci distraggono. E allora io mi sono messa nei panni di un bambino napoletano, ovviamente, e ho parlato un po' come parlano i bambini. Adesso io comincio con la poesia. Una creatura prega. Ti prego, sì, ti prego, mio Signore, volesse diventare televisore, perché tenesse una stanza speciale al centro, proprio a un posto cruciale. Tenesse poi tutta la famiglia attorno, che stesse vicino a me notte e giorno. E quando parleranno seriamente, staranno pure a sentire attentamente. Voglio tenere l'attenzione speciale, come succede se la TV va male. E poi volesse stare insieme a papà, che viene sempre stanco e faticato. Mamma cercasse a me continuamente, pensando di divagare pocamente. Potesse stare con tutti in compagnia, con i miei fratelli sempre in allegria. E se non dico niente di importante, lo stesso può divertire a tutti quanti. Non chiedo troppo, caro mio Signore, soltanto d'essere televisore.